Entriamo subito in medias res. Secondo un rapporto ufficiale dell'ARPAV, anche nel 2023 la qualità dell'aria in Veneto, nella regione Veneto, è migliorata. Sì, si tratta di un miglioramento non enorme, però mostra un segnale di tendenza che noi reputiamo positivo. Ci sono state diminuzioni nei superamenti del PM10 e anche forti riduzioni, mi pare, nell'ozono, poi variazioni chiaramente tra provincia e provincia, perché i territori non sono tutti uguali. E la provincia di Treviso è un po' la pecora nera, purtroppo. Ma non per forza pecora nera, diciamo, su PM10 per esempio è la città di Treviso che presenta i più grossi problemi, le altre centraline che sono posizionate più in campagna, diciamo, o in collina, hanno una situazione migliore. Sì, diciamo la città male, l'Alta Marca soprattutto bene. Sì, ecco, questo si può dire. Quali sono secondo lei, secondo voi Verdi, i settori che necessitano di maggiore attenzione in questo 2024 per proseguire sulla via di questo lento miglioramento della qualità dell'aria? Beh, crediamo che il miglioramento sia dovuto all'efficienza maggiore dei motori e delle marmite catalitiche per quanto riguarda il traffico. Ci sia stato anche con il passaggio al metano rispetto a nafta, gasolio, un altro miglioramento dal punto di vista del riscaldamento. E anche sulla legna, che era un fattore critico emergente negli anni scorsi, il passaggio a stufe di nuova generazione, quelle 3 stelle che riducono fortemente l'emissione di PM10, anche quello ha contribuito a far diminuire la quota di emissioni, che comunque resta elevata. Ci sono parecchie giornate in cui non è il caso di portare fuori i bambini a prendere aria se non gli si mette la sciarpa e o la mascherina. Senta Stefano, lei ha parlato anche nei giorni scorsi di qualcosa di estrema attualità degli ultimi giorni, ovvero l'inquinamento da pane vin. Sì, questa è una cosa che si ripete ogni anno. Personalmente avevo anche stigmatizzato in anni passati. La questione non è dire per forza no, chiudiamo una tradizione, è che c'è un'esagerazione. Quelli che erano i panini dei contadini di una volta erano dei focherelli dove si stava insieme, si beveva del brulè, si parlava, si faceva festa. Adesso c'è la corsa, la rincorsa al panellino più grande, e più roba si brucia, più PM10 si fanno in maniera proprio proporzionale. Se si bruciano 8 tonnellate di legna, la quantità di PM10 che va nell'aria è enorme.